Il direttore sportivo del Torres Tennis Club, Marco Ticca, a chiudere una stagione davvero esaltante che ha seguito quella dello scorso anno. Doppia promozione dalla CLA, davvero un fatto storico, e noi siamo qui a ricordarlo e soprattutto a premiare chi insieme a te ha dato lustro a questo circolo storico. Ma senz'altro una bellissima cavalcata, 2 stagioni splendide in cui praticamente in 3 anni, anzi direi 3 stagioni splendide, perché anche il primo anno, quando poi non siamo riusciti a salire in Serie B, lo abbiamo fatto solo attraverso una sconfitta. Praticamente avevamo vinto tutte le partite, poi l'ultima, la finale, purtroppo ci ha visto soccombenti. Poi nelle altre 2 successive c'è stato un qualcosa che neanche noi speravamo, perché alla fin fine la promozione in Serie B era chiaramente nei nostri programmi, mentre poi la successiva promozione in Serie A2 è stato un qualcosa che ci ha riempito di gioia, di emozione, perché non era una cosa che aspettavamo, visto che il nostro obiettivo era quello di mantenere la categoria. Marco, ho una doppia promozione, ne hai parlato testé di quella che è la felicità che poi arriva a cavallo delle vittorie, però non dimentichiamoci che dietro c'è grande lavoro, grande impegno e soprattutto quella passione che ha fatto sì che questo glorioso circolo sia ritornato nella massima serie. Ma quello che possiamo fare, dobbiamo fare noi dirigenti, è quello di cercare di mettere in condizione i ragazzi di dare il meglio. Poi è chiaro che in campo vanno i ragazzi, quindi il merito interamente di questa vittoria è assolutamente dei ragazzi che sono scesi in campo. Noi abbiamo cercato chiaramente di metterli in condizione e di cercare di creare quei valori, quella condivisione, quella voglia di rappresentare un circolo importante come il nostro, soprattutto da parte del nucleo dei giocatori sassaresi. Infatti una della felicità maggiore è stata quella che il punto decisivo sia venuto da 2 ragazzi del circolo. Quello che noi abbiamo cercato di creare è semplicemente il gruppo. Poi in campo ci sono andati i ragazzi, ci sono andati veramente bene. E Sassari si ritaglia ancora una volta a quello che è il suo abito di città dello sport. Bentornato in Serie A, Torres Tennis Club, va a fare compagnia a tante altre grandi realtà che da quest'anno si sono riaffacciate nella massima serie. Sì, assolutamente. Io ho sempre detto che il tennis difficilmente ha scaldato i cuori di questa città, come invece ha fatto il calcio tanti anni fa e come sta facendo in maniera ammirabile il basket. Però ci aggiungerei anche la pallamano. Assolutamente, la pallamano che ha una tradizione clamorosa, come il calcio femminile, come tantissime realtà. Sassari è una città che vive lo sport in maniera viscerale. Noi stiamo cercando di portare questo entusiasmo anche nelle nostre partite di tennis, perché quello che è importante è che la gente capisca la qualità. Cioè noi quest'anno abbiamo avuto un numero 100 del mondo che ha giocato per noi, che ha finito di giocare il venerdì al Roland Garros ed è riuscito ad arrivare a Sassari il sabato per potersi allenare con i compagni di squadra e domenica portare i punti della vittoria. Quindi il livello tecnico e agonistico è assolutamente alto. Dobbiamo cercare di lavorare per far sì che la popolazione, la gente si diverta, venga a passare una domenica al circolo e possa aiutare anche i nostri ragazzi col tifo e con la passione. Bentornati. Grazie, grazie Ico.